Un attacco diretto all'Europa, una presa di posizione forte contro Bruxelles e Roma, uscire immediatamente dall'euro, questo è l'imperativo. A dirlo è il governatore del Veneto Luca Zaia. Il presidente della regione riprende la provocazione lanciata da Matteo Salvini e attacca anche i politici che hanno messo in ginocchio l'economia del nord-est e gli imprenditori. L'uscita dall'euro è un nostro obiettivo, è quello di mettere in discussione una partita che non funziona, che ha affamato i nostri cittadini, è quello comunque di dire che l'indipendenza non la chiediamo solo da Roma ma la chiediamo anche da Bruxelles. Ed è stata proprio l'Europa, secondo Luca Zaia, ad affamare i cittadini del Veneto con le sue decisioni e le sue leggi. Persone che con le loro decisioni affamano i cittadini, creano le condizioni perché l'economia non funzioni, addirittura siamo di fronte a persone che si suicidano nelle aziende. Cosa vuol dire? La criminalità anche questo, è quella di fare delle leggi che comunque fanno morire la gente. Il presidente lo dice vicino ai lavoratori dell'Electrolux in presidio durante la fiera di Santa Lucia, una manifestazione che promuove l'agricoltura 2.0 e proprio gli agricoltori in questi giorni sono scesi in strada in tutta la provincia con i blocchi e gli scioperi che stanno paralizzando la Marca. Io penso che tutto quello che è protesta civile, democratica, rispettosa delle leggi e soprattutto della libertà dei cittadini debba essere difesa ed è sacrosanta, perché poi è il sale della democrazia. Penso che le proteste che fanno i signori dei forconi siano sacrosante, l'importante è che queste proteste poi non diventino un boomerang e diventino un problema per i cittadini.